Ciao a tutti amici di Archeosarrabus, il mio documentario di oggi partirà da qui, dalla tomba dei giganti de Zuzzipiri, perché guardando su Google Maps, quindi dall'alto, mi è sembrato di vedere qualcosa nella cima vicinissimo. Qua vicino c'è il nuraghe Zuzzipiri, in basso c'è la Domus de Janas e qua c'è questa bellissima tomba dei giganti che è stata costruita partendo da un tafone. Questa è l'esedra, quella che vedete, quindi è la parte frontale, il cui ingresso era rivolto verso ovest, mentre vedete qua, questo è l'est, sud-est, ed è così, guardate. Guardate qua che bella concavità all'interno della tomba. Il mio obiettivo è una di queste cime. Devo, come dire, frugare sempre, se è possibile, passare da qui. Quindi si parte. Questa è la vista dalla prima cima. Devo dire che non è stato difficilissimo arrivarci e ti si apre davanti tutto il sito di Zuzzipiri. Lì giù la tomba e lì il nuraghe e poi tutto il resto. Una bella parte del Sarrabus. Adesso l'obiettivo vero sta lì alle mie spalle, quindi non mi fermo perché il tempo è poco e devo andare. In pratica io sto passando lungo tutta la recinzione che delimita la proprietà, credo quella comunale con quella privata. Credo che questo sia il pezzo più difficile ed ecco qua c'è una pietra molto particolare. Guardate qua, questo lago, questo è un recipiente d'acqua probabilmente naturale, ma chi lo sa. Questa è comunque una zona ricca di testimonianze dell'uomo. Magari una piccola cavità è stata trasformata in un recipiente. Va bene, continuo. Credo di essere arrivato. Dovrebbe essere dietro di me. Vado subito così, non dico di corsa, però più o meno, perché qua è pieno di roccia, quindi ci sto attento, ma mi pare di aver avuto conferma di quello che vedevo. Guardate questo crollo e poi quelle pietre messe in questa posizione. Sarà il nuraghe Zuzzipiri 2? Guardate, allora rocce così, crollo, queste rocce così, una sopra l'altra, impilata una sull'altra. C'è molta vegetazione qui intorno per riuscire a vedere bene, ma credo che sia una sorta di terrazzamento, un terrapieno, qualcosa di simile. Guardate che belle queste rocce, sono roccioni grandi. Questo mi pare proprio un muro, eccolo. Questo credo che sia quello che identifichi meglio il sito. Sì ragazzi, guardate quanto è grande, quanto sono grandi queste rocce, e guardate come si vede bene da qui il nuraghe Zuzzipiri. Sarà più il Ginepro questo? No, lo è ragazzi, lo è. Non sono sicuro al 100%, ma a me sembra una torre. Sì, perché poi ci sono più filari da questa parte. Allora, per farvi vedere qua la dimensione delle rocce. Questa è la mia mano. Io, come già sapete, non sono piccolino, sono alto 1,82, con precisione 1,82. E guardate quanto sono grosse queste pietre. Qua sono proprio sul bordo del precipizio, c'è un sacco di materiale di crollo, ma questo, guardate quanto è possente questa pietra con queste rocce. Ma c'è una finestra? C'è una finestrella qua in mezzo? Scusate, ma c'è l'emozione qua, c'è l'emozione della nuova scoperta. Guardate qua, non è proprio una finestrella, come se fosse stato un crollo qua in mezzo. No, voglio fare il giro per vedere se questa costruzione continua anche nel lato est. Questo è il lato ovest. Cerco di non
di non cadere qui. Quindi continua la serie delle costruzioni nel Sarrabus, costruzioni megalitiche, nuragiche, preistoriche. La bellezza di questo posto con queste rocce. Cosa poteva essere? Ecco l'unica pianta di rosmarino del monte Zuzzipiri. Ci chiedevamo perché si chiama Zuzzipiri, ce n'è, per ora è l'unico punto dove l'abbiamo trovato. Allora è difficile capire a cosa servisse questa sorta di chiusura tra le rocce naturali con queste pietre molto grandi. Magari serviva proprio da vedetta di congiunzione con la parte nord di questo monte denominato Zuzzipiri. Non so darvi altre indicazioni. Comunque agli esperti l'ardua sentenza e ci vediamo al prossimo appuntamento con Archeosarrabus. Un saluto da Marco. Ciao.